Bellini, vedi com'è importante aspettare, essere un po' prudenti, non fare i video, quelli là che poi non significano niente. Si parla di Bernardini, non significava niente, invece aspettando un pochino, voi, cominciamo. Allora, Gennaro Vecchione, ma l'avevamo già benvenutato? Allora, se avevamo già benvenutato Gennaro Vecchione, iscrivetevi al canale e sbloccate questa situazione algoritmica, perché l'estate è tosta per gli youtuber, ragazzi. Come è tosta per le testate, per le radio ufficiali, perché si devono inventare qualcosa, anche quando c'è poco da dire, e mi rendo conto. Va bene, io ho la mia community alle spalle, state qua alle spalle, c'è Rita Pavone, e quindi lasciate un like. Questo è un like buono, proprio di soddisfazione, doppia soddisfazione, quindi doppio like. Fatevi un account in più e lasciate un doppio like, perché non solo arriva l'ufficialità di Anghissà, dici tu, ma già lo sapevamo, non è una notizia. Sì, però si può scavare in questa notizia e vi spiego il perché. E poi arriva anche la salvezza degli azzurrini, la primavera si è salvata vincendo col Genoa 2-0. Altro gol di Ambrosino, un ragazzo che sta meritando comunque anche le attenzioni generali, perché comunque ha segnato tantissimo in una squadra in difficoltà. E guardate come l'argomento, perché io volevo fare un video dove esaltavo la salvezza della primavera e vi facevo un po' di paralleli, perché qualcuno mi potrebbe dire, ma allora che ci stanno dei giocatori interessanti, il Napoli deve puntare sui giovani, eccetera eccetera, perché la squadra è vecchia, e ci siamo come discorso in generale. Però io vi posso pure dire, però i ragazzi, insomma, se hanno fatto la salvezza in primavera, non è che possano essere per forza dei fulmini di guerra che tu dici sono già pronti per fare un campionato in Serie A, un campionato di vertice in Serie A, perché il Napoli deve fare un campionato di vertice in Serie A. E voi mi potreste pure rispondere, però pure Anghissà è retrocesso con il Fulham, e quando arriva, perché non è detto che era colpa sua la retrocessione, una squadra che retrocede può comunque dimostrare delle individualità interessanti, uno se le va a pigliare, che ne so. Poi è sparito dai radar, ma per esempio il Simi, che retrocesse, comunque faceva una caterva di gol, sparito dai radar anche lui, Salernitano, non si è capito. Però è vero, però io vi posso anche rispondere che però Anghissà nella Premier League, quindi una cosa è un giocatore che retrocede in Premier League e viene in Italia e fa comunque la differenza, una cosa è un giocatore che sta per retrocedere ma che è giovane nella primavera, quindi nel campionato primavera, quindi le due cose non possono esserci delle verità assolute, dice ti vai a pigliare così. Ogni giocatore va valutato, oltre alla giovane età, che è un parametro innegabile, perché quella è quando è nata e quindi quella è la sua età. Esistono le personalità, esistono dei giocatori che hanno una personalità sviluppata già da piccoli. Vi faccio un esempio, un Foden, no? Non credo che si metta paura, un Camavinga, non hanno quell'impatto, dice mamma mia sono un giovane, sto giocando una semifinale di Champions, quando va? Sono già cresciuti probabilmente anche in un ambiente che gli ha creato una mentalità, eccetera eccetera. Alla personalità che un giovane deve avere per confrontarsi poi con... Vi ricordate Hamsik contro chi era? Gattuso? Hamsik un pochino intimidito da un Gattuso che in quel momento non ci azzeccava proprio quella questione che ti stava pigliando, però è lì la personalità forte che attacca quello là più di talento che ha un pochino meno personalità e si può spegnere, può giocare il resto della partita così. Sono piccole cose che fanno la differenza, e quindi noi non possiamo vedere solamente però la personalità, dobbiamo vedere la tecnica, dobbiamo vedere fisicamente, perché Spalletti sta facendo un discorso di fisicità e mi è piaciuto quando lui ci ha tenuto a specificare nel mercato del Napoli non sarà solamente una fisicità nel senso di centimetri e muscoli, la fisicità è anche la resistenza, la corsa, il saper fare una corsa fino in fondo. Dagli highlights che vediamo di Oliveira io questo vedo, è 1,84, 1,85, però c'ha pure quella cosa di recupero e ripartenza subito, quella è forza fisica, non il recupero, mi fermo, torno indietro, eccetera eccetera, che è un pochino anche la forza di recuperare, rialzarsi subito, ripartire e trasformare una possibile azione difensiva in offensiva. Quindi questo è quello che sta chiedendo Spalletti per fare un pochino più di salto di qualità e avere meno difficoltà in alcune partite, quelle là toste.
partite che però toste noi con la tecnica abbiamo risolto molto spesso quest'anno, quindi non è detto che dobbiamo diventare una squadra alla Torino o alla Atalanta, tutta fisicità, tutta corsa, o squadra tedesca che la mette tutta sull'intensità, però avere anche queste caratteristiche non è male. E la presenza di Anguissa, confermato, e qua vi devo dare un'indiscrezione che Caffè Napoli aveva ottenuto un po' di tempo fa, ma noi per rispetto anche delle cose, perché non si sa, io se la fonte, se è un'indiscrezione è un'indiscrezione, se io poi invece mi posso prendere la responsabilità della fonte, vi dico ragazzi con certezza, state a sentire a me, con certezza, avevamo questo dubbietto, ne parlavo con Sasapengue, ottimo Sasapengue, che in caso ci fosse praticamente una clausoletta, che in caso di qualificazione Champions il riscatto diventava obbligatorio. Allora, se questa indiscrezione è vera, io mi spiego, ecco perché bisogna pensare quadrimensionalmente, no? E non dobbiamo fare solamente ipotesi campate in aria, eccetera, eccetera. Se uno ragiona con la logica e fa un pochino di deduzione, ecco perché De Laurentiis senza alcun dubbio si sente libero di dire Anguissa resta in conferenza, perché è scattata proprio legalmente, cioè non c'era più una trattativa, oppure il Napoli che magari, ok, voi volete 15, datemelo a 13, il ragazzo ama la pizza, quindi fanno leva magari sulla cosa del ragazzo che vuole rimanere, la volontà del ragazzo che non vuole tornare al fulo, tutta una serie di cose che magari in sede di calciomercato si fanno. A quanto parrebbe, e questa è proprio una notizia, parrebbe, c'era l'obbligo in caso, quindi il Napoli si qualifica in Champions, scatta l'obbligo, e io sono contentissimo perché Anguissa è uno di quelli che ti fa la differenza, è uno di quelli che ha la personalità, perché se deve fare un dribbling non si mette paura di farlo, ha la fisicità per farlo, ha il dinamismo perché te lo ritrovi a tutto campo, può proteggere quelle che sono le situazioni offensive, quindi anche rinculare quando deve rinculare. Se vogliamo trovare dei difetti che abbiamo visto quest'anno, probabilmente non vede tantissimo la porta, ci è andato spesso vicino, ci possiamo aspettare più gol da Anguissa, ma non è quello che deve fare lui, e probabilmente in alcune partite mi è sembrato addirittura giocare a filo di gas, cioè senza dare un'intensità clamorosa, che probabilmente in Italia basta e avanza. Poi dobbiamo vedere l'intensità clamorosa magari quando giocheremo in Champions, in Europa, perché lì servirà il migliore Anguissa possibile. Insomma ragazzi, in tutto questo io sono molto contento, devo dire la verità, lo sapete, io sono critico quando devo essere critico, dobbiamo fare i complimenti alla Roma, perché non scherziamo, perché c'è la conferenza, la Coppa, che De Laurentiis dice non vale niente, è un disturbo. Intanto ragioniamo su questo, al di là del fatto che è un trofeo, e il trofeo si mette in bacheca e la bacheca deve aumentare, non deve diminuire, è più bello quando hai qualcosa da dimostrare. Pensiamo semplicemente ai tifosi. La Roma ha fatto un campionatuccio molto discontinuo, non voglio dire mediocre, ma sicuramente non esaltante. Ok, sì, quali più o meno quello là che faceva Fonseca l'anno scorso, cioè Mourinho non ha cambiato poi le carte in tavola in campionato. Fonseca che arriva lontano in Europa, e la Roma conferma questa situazione che magari non è l'Europa League, e siamo d'accordo, però vincono la prima Conference League, ci tengono, e guardate la reazione dei tifosi. I tifosi sono in festa, i tifosi ringraziano Mourinho, i tifosi sono tutti compatti con la squadra. Secondo me se aprono gli abbonamenti domani la Roma fa il botto, perché sembra che ci sta il progetto, si comincia con un trofeo, insomma i trofei fanno sempre piacere, i titoli poi hanno proprio Mourinho, sono in una fase di inizio progetto, quindi da quell'entusiasmo, e il Napoli che invece terzo posto dovrebbe esaltarsi perché caspita siamo tornati in Europa, siamo tornati in Champions, questa era la cosa che dovevamo fare, che bella la musichetta della Champions, sarà un girone pazzesco, quindi vedremo delle squadre incredibili. Non abbiamo questo entusiasmo, su questo il Napoli dovrebbe riflettere e trovare un modo potrebbe essere con i fatti, perché con le parole non siamo in grado, con le parole sbagliamo sempre, però con i fatti, ecco, io qua devo dirvi la verità, sono contento della velocità che mi sta dimostrando il Napoli. Insigne via, sicuro, benissimo, Kvaratskhelia è già bloccato, se ne parlava già durante il campionato perché è già bloccato, e Kvaratskhelia sta continuando a segnare. Ma in quel campionato che nessuno conosce, non fa niente, i gol sono gol, anche in primavera, vedi Ambrosino che magari va al Bari, vedi Ambrosino, chissà la trattativa col Bari sarà difficile.
È questo. Sappiamo che Gulam non può continuare. Benissimo, subito Oliveira, non si discute così. E sui dettagli di Oliveira pare che non è più prestito con obbligo di riscatto, ma che lo comprano direttamente. Le cifre sono sempre quelle. Quindi un paio di acquisti a 15 milioni, già stiamo parlando di 30 milioni, già stiamo esaurendo le cose della Champions, i soldi della Champions. Quindi dobbiamo ragionare. Anche sa benissimo averlo riscattato, che fosse un obbligo da contratto o che fosse una scelta, anche sa andava riscattato perché ha avuto un impatto con il campionato italiano e con la squadra del Napoli ottimo. Quindi da lì si riparte dalle cose ottime. Poi ci restano dei dubbi, i dubbietti ovviamente sul portiere, i dubbietti sul terzino destro, perché dobbiamo decidere se Zanoli, lì ci daranno tranquillità nel ritiro, se Zanoli sarà il vice di Di Lorenzo. Un difensore centrale va comprato, perché Tuanzebe va sostituito, perché non esiste fondamentalmente. Diamo subito un'altra delle cose che mi aspetto a breve, è la conferma di Juan Jesus, che sta scrivendo cose bellissime in un italiano perfetto, tra l'altro veramente un leader, un uomo di un altro livello. Quindi ci aspettiamo a breve la conferma di Juan Jesus. Ci dobbiamo aspettare, non so quando, il nome di un difensore centrale che però esalta di meno i tifosi. Ecco perché i giornalisti non fanno tanti nomi dei difensori centrali, perché i tifosi si esaltano di meno, e si sa che se si fa un nome importante di un difensore centrale, per esempio Bremer, il tifoso ha paura che si fa questo nome perché se ne esce Koulibaly. Invece dovrà arrivare un difensore che potrebbe essere il quarto, quindi potrebbe essere un ritorno di Luperto, oppure potrebbe essere un giovane. Il Napoli l'aveva individuato in Gatti, lo so, però purtroppo lì non si è fatta perché la Juventus ci ha anticipato. Quindi a centrocampo si sta delineando, abbiamo sempre questo dubbietto di Fabian Ruiz eccetera eccetera, e in attacco abbiamo molti dubbi perché purtroppo su Mertens non abbiamo notizie freschissime che danno questa situazione così. Dobbiamo aspettare gli eventi e sempre fare dei ragionamenti logici, perché con ragionamento logico, senza essere influenzati da amicizie di procuratori, da giornalisti che dicono le cose, oppure il fatto che, vabbè, insomma, mi avete capito, da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere se vi piace Anch'Issa e fatemi sapere quale difensore vorreste, perché io non ho proprio idea. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.